Sempre insieme, il mio amico Stefano. Sempre insieme, anche perché oggi il mio amico Giannico ci fa vedere come nasce il fegato alla veneziana. No, è proprio fatto così. Cioè, così. Altre cose, adulterazioni. Alterazioni. Va che spettacolo. Va che spettacolo, Però, siccome che mi so come che si fa il fegato alla veneziana, adesso Stefano ti mostro come si fa veramente il fegato alla veneziana. Questo è il vero modo di fare il fegato veneziano. Col dito si va sotto qua, si cava via sta pellicina qua. Mi raccomando, sempre toglierla via, il macellaio non ti attira via. Perché è importante toglierla? Perché è amara, perché la fa squetta, la si amara, la si è una cattiagine che ti senti sotto i denti. Perché il nostro naso è molto intelligente, è più intelligente della nostra testa. Il nostro naso, se ha mangiato un fegato, come ti ho detto prima, che avresti la mangiare medicine, la mangiare silati, cortisonici, e il fegato è amaro e lei sa da freschini e spuzza in bocca. E se il nostro naso da bocci ha fatto mangiare quel tipo di fegato, poi mangiate se adesso mangiamo il fegato. Quindi tutto parte dall'animale comunque? Tutto parte dal becco, da quello che mangia, dalla bocca. Un'altra cosa fondamentale del fegato veneziano è che sia fine. Tagliato sottile. Fine, sottile. E il mio chef passava da Drio a schiena e c'era una fetta e mi guardava, se era grossa mi diceva solo che paesati a posto. Perché è importante che sia sottile? Perché è dolce, perché se si massa come tutte le carni crude, la va a mangiare un pochetto alla volta, no? Il boccone da barbaro. La va... Insomma, il segreto della cucina veneta è l'abbinamento in bocca, è questo straordinario bilanciamento tra il dolce, il salato, l'amaro, capisci? Questa è la cucina veneta. Adesso, il fegato veneziano va fatto così. No, sì, no, ma ti devi sentire tante. No, il vero fegato veneziano va fatto così. Burro? Questo è il burro, che non bisogna mica parlare male del burro, perché il burro non è vero che ingrassa o non ingrassa. Ingrassa se te lo mangi come gli americani, mattina, mezzogiorno e sera, ma se te lo mangi una volta alla settimana. Non è così come chi dice. Io che massa sputtanare sto burro. Perché il burro? Cosa dà al fegato? Dà che il piacevole equilibrio del grasso, del dolce, tutto il burro bello, cremoso. Si mangia anche nella padella? Sì, deve essere spumeggiato il burro. Perché fa che l'emulsione che è dentro l'aria e fa venire fuori che la cremetta è, che ti vedi dito che cremetta è. Che cremetta quasi solo l'emulsione del burro con l'aria. Adesso sta attento cosa che viene fuori. Vi dito che il marroncin qua, che il marroncin qua è il zucchero che si caramellizza del fegato. Ti pensa che spettacolo. Ma io ho sentito il profumo che viene fuori. Non parlarmene. Guarda che roba. L'ho visto che è il marroncin qua. Questo è il segreto del sapore. Pensa che sul fegato che è tutto che zucchero qua. Eppure c'è il zucchero. Però ho sentito che profumo che è dolce. Mi ha messo a fame Giannico. Ma porca miseria. Altro che fegato. Che sa da freschini, che sa, si viene dentro mentre che a testa, dopo logicamente bisogna che stare un po' crueto. Certo, non deve cuocere troppo, vero? No, ma tu... E questa? Adesso ho messo a bagno un po' di uvetta con un po' di grappa, perché me la ho personalizzato, solo per te dire. L'uvetta e grappa, ma questa è una cosa storica o l'hai inventata tu? No, lui l'uvetta io usava spesso, la frutta disidratata secca io usava spesso. Sicché l'uvetta che era dappertutto, come che era dappertutto i datteri, come era dappertutto i funghi. Adesso se giunge la sciura fatta passire sul fegato che è in fine cottura. Se fa così, perché se ti fai insieme col fegato la sciura la tiri in su, cioè io mi grosso fegato. Pacotta a parte prima. Pacotta a parte e dopo anche la resta tutti i suoi profumi. Dopo hai una sciuretta bianca, fresca e... Ecco. Questo è il momento topico questo di è questa il top. ricetta, vero? Ecco.
Vediamo una smissiata. Guardate il colore dentro del fegato che sia proprio caramellizzato bene per su. Giannico, E questa è finita. ma quanto ti piace fare queste ricette? Mamma mia, è uno spettacolo. Ma è una roba spettacolo. Dopo se ti invansi di questo qua quando te lo mangiare stasera, te lo triti un pochetto, ho voluto dargli uno sprint a una minestrina, a un risottino, getta una tagliadea che non ti sai dargli gusto, te che metti un po' di patè, questo fegato qua e ti sfalti tutti. Insomma Giannico, ho capito che nella vita che vuol fegato. Meglio sia la veneziana, vero? Però attento, guarda, Stefano, attento, oggi. Attento, questo è massa grande, attento, sai. Dai, sentiamo. Mamma che roba. Non si dica roba. Proprio si scioglie in bocca. Bene, ecco. Che fegato che è poco. Mamma, specialmente quella veneziana. Ciao ragazzi.